Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su GTA 5. Oggi andiamo con il buon Trevor. Con Trevor Francis. Eccolo qua Trevor. Andiamo a fare un po' di casino con Trevor. Bello. Eccolo qua ragazzi, che figo che è Trevor. Ecco. Bravo vecchio mio. Deve essere sempre molto pulito Trevor, proprio un uomo di classe. Ok. Allora, adesso con il nostro... Andiamo, cos'è? Violenza. Vai. Ecco, magari aspettiamo che si apra un po' il cancello. E andiamo a fare un po' di casino. Ecco. Tutorial su come distruggere una macchina e ammazzarsi. Andare sulle rotaie del tram. Ok. Ma cosa urli, prostitutona? Eccoci qua. Ci siamo? Eccoli qua. Eccolo qua ragazzi, qua vogliamo ammirare il carattere di Trevor, un carattere mite, un carattere molto tranquillo. Come potete vedere Trevor è una persona rilassata, una persona che fa della calma la sua prima virtù. Ok. Cerchiamo di non morire magari. Vai fioi. Porca puttana. Ma non capisco un cazzo con questi colori. Merda. Fuck off. Non ho la mira di un bradipo in calore. Fica però. Dove sto andando Kume? Svegliati. Relax Kume, relax. 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 Quante cazzo dobbiamo arrivare? Che cazzo vuoi, porco? Ok. Vai. Merda, muovite, muovite, muovite. Really good, Kume, really good. Sono tutti qua adesso. Eccoli. Guarda, anche i bomboni mi tira sto fio della mignotta. Ecco. 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 Come potete vedere ragazzi, Trevor è una persona molto rilassata. È una persona... una buona e giusta. Aspetta che mi stanno anche per ammazzare, porca puttana, non so neanche quanti dobbiamo arrivare, no! Non so neanche il numero che dobbiamo arrivare, cazzo. Vai, vai, Kume. Kume e Trevor, fioi. Ce la farò arrivare al numero legale? Chi lo sa? Quanto era? Oddio. No. Quanti ne dovevo eliminare? No. Non dirmi 30. No, ero 29. Ero 29. Don not parole. No, fioi, adesso mi incazzo però, eh. Vai Kuma, sveglia. No, cazzo, era 29. Il mite Trevor, ragazzi. Guardate Trevor, ragazzi, è una persona che fa della calma la sua prima virtù. Dai, carica, frociazzo. Trevor è proprio un esserino curioso, Trevor. Dai, porca puttana, devo arrivare a 30. Come ho fatto a non fare 30? Sono proprio una pippa di uomo, però, eh. Vai. 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 Merda, muovite.
Muovite, bravissimo. Ok. Crazy Cube. Siamo già a 24. Stavolta ce la facciamo, cazzo. Non avevo visto quanti dovevo ammazzarne, cazzo. Ok, stiamo tentando di morire, magari. Guarda questo, guarda il porco. Muovite. Ok. Muori. Trevor è una persona democratica, ragazzi. Danno il premio Nobel per la pace, il piccolo Trevor. Merda, devo stare attento però adesso. Perché non mi... No, non voglio morire. Ok. Yes. Completata, buono, 42 ne ho uccisi. Ok. Continua. Ok. Ciao. Salvataggio Rapidus. Adesso andiamo a fare anche una missione con il punto di domanda. Ok. Grazie veramente Trevor, qua mi ha dimostrato veramente una tranquillità devastante. Sono proprio soddisfatto di Trevor. Andiamo qua. Ecco, sono solo 4 km come sceglie... Guarda che sparoni morti! E così ci possiamo ammirare la bellezza estetica di questo capolavoro della Rockstar. Anche se purtroppo senza radio, Fiore, il gioco perde tutto, secondo me. Cioè, la radio è fondamentale, ma d'altronde c'ho i copyright, Fiore, cioè. Ma ci sono i copyright da rispettare. Online sto giocando perché comunque ho ancora il bug dell'errore che su Steam c'è una discussione con ben 1002 commenti e ancora non vogliono sistemare, io non lo so. Quindi non sono l'unico a avere questo problema, ma tantissimissima gente, però niente, da questo punto di vista la Rockstar se ne frega, a me girano un po' i coglioni, però vabbè insomma. Potrei fare anch'io violenza come il buon Trevor, ma guarda. Guarda, il traffico di Los Angeles. Guarda, ma andate a cagare. Pazzesco, pazzesco. Non sanno guidare, rompono anche i maroni. Ok. Chissà cosa dovremmo fare qua in sta cavolo di roba. Oddio. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Eh? Actor and artist? I love your work. Questi sono un po' rincoglioniti. Stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Con la pallottola. Che bello che è Trevor. Okay, well that would be my pleasure. Like that, huh? Yeah? Maybe something like this? Or like that? Huh? Cosa fa? That's enough now, dear. Like that? Guarda la vecchia. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. Ecco. We're not I'm not Jock, what's his name? Cranley, big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes, before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's. Ah, Bruce Spade, grande Bruce Spade. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bath. Povero Trevor, secondo me ammazzavano tutti questi vecchi di merda, però. Use themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins. It's such a business. Nigel's got an arthritic knee. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places. Allora, questa storia mi sta entusiasmando, ragazzi. People living in them.
and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best. Such... Ecco. Cosa devo prendere sti due vecchi rincoglioniti? Pair of fruitcakes. Io non devo prendere un cazzo alla fine. Ma porca puttana. E che minchia devo fare? Ok, bello. Ma buono raga, allora io direi di chiudere qua questo video, sempre questi video di GTA servono per far vedere un po' le personalità dei tre protagonisti. Chiaramente le personalità le scelgo io, nel senso, sappiamo come sono Franklin, il solito gangster, Michael, il rapinatore in pensione un po' frustrato, e Trevor, il pazzo scatenato. Invece sto portando una dimensione più comundiana, se così si può dire. Insomma, oggi abbiamo visto sempre la grafica a cannone e un Trevor tranquillo nelle sue cose, nel senso molto democratico. Se succede qualcosa lui sa come mettere a posto tutto, cioè ammazzando la gente, e ha risolto o comunque ha ascoltato due poveri vecchietti che si sono fatti di canne. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!